le raccolte interessanti. Visto il giorno della sua morte, che proprio era il 30 giugno, l'aveva previsto esattamente come sapeva far lei, di tradizione melanconico-lirica, ma con un fondo simbolista molto forte. Era stata amicissima con Montale, che l'aveva sicuramente anche aiutata un po' a fare fortuna in un mondo che già fin dagli anni 50-60 appariva una giungla per tutti. Ecco, della Spaziani ritorneremo a parlare, perché appunto poi la morte improvvisa e imprevista di Faletti ha un po' scombinato le carte sulla trasmissione di oggi, e la Spaziani va ricordata anche per alcune trasmissioni televisive che aveva condotto su Sat 2000, giovandosi anche di uno sfondo ideologico che aveva caratterizzato alcune sue scelte anche di tipo cattolico. Avremo comunque modo di ritornare sulla Spaziani, perché rappresenta all'interno della letteratura padana di lingua italiana uno degli elementi più forti, più interessanti dell'intero XX secolo. Giorgio Faletti intanto ci ha lasciato in termini spettacolari, come solo lui poteva fare. Non una morte comune, una morte improvvisa, anche se gli amici dicevano, ci hanno scritto, hanno spiegato che era da qualche mese in cura proprio per questo tumore ai polmoni, anche se poi nella sua vita aveva subito diversi altri interventi, fra cui quello per un ictus all'inizio degli anni 2000, prima dell'ultima, di quella che è stata chiamata l'ultima sua clamorosa vita da scrittore. Praticamente è stato tutto il contrario di tutto: cantante, attore, cantautore, è stato un divo cinematografico con La notte prima degli esami e altri film, è stato ovviamente, soprattutto a partire dagli anni 70-80, uno dei protagonisti assoluti della Fininvest, delle reti Fininvest Mediaset, attraverso Drive-In e altre trasmissioni che lo hanno caratterizzato, con la capacità appunto di imitare o proporre personaggi caratteristici come Vito Catozzo e gli altri che tutti conosciamo. Faletti è di difficile valutazione proprio per questo suo eclettismo. Il limite in mezzo a tanta genialità è proprio questo: vi parla un eclettico, uno che è costantemente accusato, parlo di Andrea Rognoni, di essere eclettico. L'eclettico fa fatica a essere capito, perché oggi come oggi viviamo in una società specialistica, dove appunto anche il medico che sa curare l'unghia del piede non sa neanche come funziona il fegato, con tutto il rispetto naturalmente. E poi viviamo in una società in cui se uno acquista fama ci si chiede sempre come mai effettivamente è arrivato in quel punto lì, in quel posto lì, e la fama l'ha acquistata grazie soprattutto ai 4 milioni e mezzo di copie vendute in tutto il mondo, anche attraverso quindi le traduzioni di Io uccido, capolavoro di Faletti sul quale adesso avremo modo di ritornare. Però ripercorriamo ancora questa vita che è stata burrascosa un po', se mi si concede, alla Vasco Rossi, no? Piena di guai. Dopo la laurea in giurisprudenza, ma ricordiamo che Faletti era figlio di due commercianti di Asti che mettevano la bancarella in piazza, ecco, inizia la carriera di cabarettista a Milano, che è un po' la sua seconda patria, come peraltro per moltissimi altri padani, anche piemontesi. È il periodo in cui ha modo di conoscere personaggi del calibro di Iannacci, Abbatantuono, Teo Teocoli, Paolo Rossi, diciamo praticamente quella che poi è diventata la generazione più matura dei più famosi cabarettisti, attori, Massimo Boldi, Cocchi e Renato, che forse erano i più anziani dal punto di vista, se non anagrafico, di esperienza. E poi ancora all'interno del gruppo Repellente, cosiddetto gruppo Repellente, aveva conosciuto anche Beppe Viola, che ricorderemo tutti è stato quel singolare protagonista dello sport degli anni 70-80 e dello sport parlato, chiaramente. Poi ancora altri personaggi che gravitavano allora. Faletti si distingue subito all'interno di questa schiera per l'originalità e il gusto della macchietta. E nasce negli anni '80, come tutti sanno, la televisione di Berlusconi, e lì l'occasione per mettersi in mostra e dimostrare fino in fondo le proprie qualità con la mitica trasmissione Drive-In. Ovviamente siamo dall'83 e l'87, nel cuore di quegli anni della Milano da bere. Lui si mette a interpretare soprattutto la guardia giurata Vito Catozzo, sottoponendosi a forti critiche di razzismo, perché naturalmente lui padano
sembrava, ma poi un destino che rincorre la sua vita è quello di essere difficilmente compreso, è un po' l'incompreso, ma un incompreso di lusso che guadagnava anche fior di milioni di euro negli ultimi tempi. Certamente Vito Catozzo era una raffigurazione ironica e satirica di un certo tipo di guardia giurata, ma poteva essere anche un carabiniere che, dotato di poca cultura, metteva in mostra sia gli aspetti belli ma anche quelli più brutti e terrificanti del mondo meridionale, e per questo fu accusato ingiustamente, lui che in fondo ebbe modo comunque di emergere, anche ricorderemo poi con la canzone Minchia e Signor Tenente, raffigurandoci comunque anche lì una piccola scenetta del sud e della Sicilia. E poi ancora in televisione con Fantastico assieme a Pippo Baudo, Marisa Laurito e Giovanotti, proprio altre figure, altri personaggi, tutti estremamente interessanti, sia padani che extra padani. Arrivano gli anni 90, Faletti scopre la musica, scopre il cinema. Al Festival di Sanremo partecipa diverse volte, ma il boom arriva nel 94 con Minchia Signor Tenente, premio della critica e disco di platino. Una canzone che ritorna ancora e ritornerà sempre come parodia e al tempo stesso forte versione drammatica del destino di chi difende la patria per poche lire e scopre qualcosa che è più grande di lui. E poi il cinema con sicuramente su tutti Notte prima degli esami, in cui lui interpreta Enrico Brizzi, interpreta il professor Martinelli, un professor Carogna che prende in giro tutti, perché questa era la sua personalità, anche una doppia, una tripla personalità, in senso buono naturalmente, che è tipico dei geni avere più personalità. E poi quando tutti pensavano che la carriera del nostro si avviasse ad una apoteosi in ambito puramente cinematografico, il che più o meno rappresenta l'esito probabile di moltissimi personaggi che vengono dal cabaret o da altri contesti tra il musicale e lo spettacolare, ebbene no, lui sbarazza tutti, lui crea uno stato quasi di confusione mentale facendo uscire un capolavoro letterario, Io uccido. Il thriller è appunto ambientato a Monte Carlo, che non solo ha venduto, come abbiamo detto, 4 milioni e mezzo di copie, battendo in quel passaggio d'epoca lo stesso Umberto Eco e avvicinandosi a Dan Brown, al grande successo del Codice da Vinci Dan Brown a livello mondiale, ma crea appunto tutta una linea, una nuova linea del giallo che viene rinnovato proprio grazie a Faletti. Poi seguiranno tantissime altre opere che io ho letto e ho anche recensito per la Padania, in particolare Io sono Dio, ma poi naturalmente Fuori da un evidente destino, che è una singolare difesa del mondo indiano d'America rispetto agli Yankee, Niente di vero tranne gli occhi, che fu il suo secondo libro, ma un po' forse orrifico per certi aspetti, Pochi inutili nascondigli, appunti di un venditore di donne. Con Einaudi, passando dalla Mondadori, da Baldini Castoldi a Einaudi, poi 3 atti e 2 tempi, e da quando a ora, ma forse gli ultimi libri erano un po' usciti più stancamente, perché il vero grande capolavoro indubbiamente è stato Io uccido, tanto è vero che Io sono Dio, che gli assomiglia per certi aspetti, ma ambientato non più a Monte Carlo ma in America, negli Stati Uniti d'America, era parso, e anche il sottoscritto che aveva fatto recensione nel 2009 sulla Padania, era parso qualcosa un po' di artificioso, e poi purtroppo, questo va detto per puro dovere di cronaco, era stato sospettato soprattutto complice Matteo Sacchi, il brillante giornalista collaboratore della redazione del Giornale di Sallusti, era stato sospettato di avere un ghostwriter, quindi uno schiavetto, quello che volgarmente, scusate la battuta, ma fra virgolette viene chiamato negro, che gli scrivesse il libro in America, perché c'erano certi giri di frase che in italiano non potevano suonare, quindi dovevano essere state scritte direttamente in inglese. Questa era l'accusa che era stata fatta, ma non ne abbiamo ovviamente le prove. Fu accusato di aver commercializzato e svilito la New Italian Epic, e non sempre quindi
era amato e capito da tutti i critici, che ovviamente lo vedevano, lui, Paolo Coelho e Dan Brown, quindi come unico italiano in questa santissima trinità dei super fortunati che vendono più di tutti gli altri, come un intruso, perché certamente, voi sapete, questo è un problema che abbiamo già affrontato nelle nostre trasmissioni, il panorama letterario è molto cambiato, e mentre ancora fino agli anni 70-80 prevalevano scrittori veri, e poi naturalmente gli scrittori veri sono stati sostituiti da, come tutti sanno, da comici, da gente di spettacolo più in generale, cantanti, calciatori e quant'altro. Ma questo ovviamente, se ha un valore in assoluto negativo, e questo la mia posizione non cambia da questo punto di vista, perché siamo arrivati in un mondo, siamo entrati in un mondo dove tutto è così confuso che diventa difficile capire chi veramente scrive bene e chi veramente scrive quello che scrive, perché puntini puntini. Detto questo, però, il caso Faletti è un caso particolare. Intanto Io uccido è un capolavoro. Non so quanti di voi l'hanno letto, è un thriller ambientato a Monte Carlo che vede protagonista Radio Monte Carlo e una serie di delitti perpetrati in nome di una capacità unica nel suo genere di riprodurre un certo tipo di voce. Naturalmente l'indagine si estende a tutta la Provenza e in alcune zone che vengono descritte anche molto bene, carissime zone che anch'io frequento, che ho riconosciuto nel libro, ma la Monte Carlo così affascinante che noi conosciamo, nel bene e nel male naturalmente, viene riprodotta in maniera perfetta. Oserei dire pochissimi altri libri, oltre a Io uccido, di altri scrittori hanno rappresentato effettivamente la Monte Carlo vero. Naturalmente il libro ha venduto, è piaciuto perché appunto, oltre ad avere un plot, cioè una trama che raffigurasse, che facesse insomma creare suspense e che richiedesse una capacità di indagine allo stesso lettore per capire chi era l'assassino, c'era proprio tutto un mondo che era stato descritto alla grande, con una capacità di rendere non solo il palinsesto dal punto di vista scenografico e geografico, ma anche un certo tipo di psicologia, lo sfondo di certi rapporti umani, un certo tipo di Francia, perché appunto non si parla solo di Monte Carlo ma anche della Francia del Sud. C'è tutta una serie di elementi che sicuramente sono molto forti, che hanno costituito il motivo di tanto successo. Devo ricordare che, tanto per chiarire questo equivoco, tantissimi altri comici, cabarettisti, autori o attori di spettacolo si sono cimentati con la scrittura, ma sono falliti. Quindi cosa significa questo? Che è vero che noi viviamo nella società dello spettacolo, che implica appunto quello che vi dicevo prima, insomma la contaminazione tra i generi, perfino i generi alti non sono più alti ma sono diventati bassi, il teatro, il cinema, qualcuno scriveva appunto, leggevo un articolo qualche giorno fa, il cinema ormai è diventato solo sesso, cioè se gusto, apoteosi del sesso, appunto e basta. Ma poi anche viviamo in una società dove comunque il comico, caso Grillo insegna, è diventato un protagonista dal punto di vista del pensiero, ma appunto pochi poi nella realtà hanno successo, perché abbiamo visto tantissime persone rifiutate dagli editori o comunque non capaci di scrivere adeguatamente qualcosa che era basato. Quindi sicuramente Faletti ha avuto successo per dei meriti suoi personali che sono straordinari. Naturalmente si può sempre pensare, questo perché, come sapete, quando c'è un necrologio io non parlo solo delle cose belle, perché sennò sarei un ipocrita, si può sempre pensare che qualcuno lo abbia aiutato, ma questo oramai avviene per tutti, perché esiste una cucina redazionale in tutte le case editrici che mette a posto i libri, a secondo del target, a secondo di chi legge o di chi non legge, di che cosa si vuole ottenere, quante copie, quali copie, che tipo di rapporto col mondo cinematografico, col mondo televisivo, roba di questo genere. Viviamo in questo mondo qui, il mondo del trucco, no? Una pubblicità diceva una volta, ricorderete, il trucco c'è ma non si vede, ecco, perché poi la gran parte delle persone non sa, non conosce, non capisce, e a volte anche il numero delle copie sono edulcorate. Non è vero che poi le case editrici tra l'altro comprano subito, moltissime case editrici, 100.000 copie per riuscire a prepararsi il terreno e fare in modo che se ne venda 300-400. Questo è il mondo, bellezza, diceva appunto un famoso giornalista, o tu non ci credi e vivi ancora nel mondo delle nuvole come Peter Pan, oppure devi accettare la realtà. Faletti comunque ha firmato questi libri
è interessante anche Fuori da un evidente destino, proprio perché difende quel mondo oramai in rovina degli indiani d'America, distrutto da Washington, distrutto dalla civiltà mondialista. È anche interessante Io sono Dio, perché la critica a un certo tipo di religiosità da supermercato, insomma quella appunto della New Age, delle nuove sette eccetera, appare anche lì evidente, la doppia vita, il doppio gioco di un sacerdote. E ancora il collegamento con la New York delle Twin Towers, dove naturalmente nel libro, stiamo sempre parlando di Io sono Dio, c'è un'ipotesi di interpretazione di come avvenne anche il disastro delle Twin Towers. Questo perché poi Faletti naturalmente voleva essere sempre con l'orecchio pronto a tutto quello che riceveva dal circo Barnum dei mass media. Eclettico, geniale, e anche appunto nelle sue canzoni, ma qui vorrei ricordare anche quella scritta per Milva, The Show Must Go On, appunto lo spettacolo deve andare avanti, ecco, una siloge della sua stessa vita. Lui è morto in maniera, ripeto, quasi spettacolare, lasciandoci all'improvviso, ma lo spettacolo deve andare avanti. Con chi non lo sappiamo, perché forse passerà molto tempo prima che qualchedun altro in Italia venda così tanto con dei gialli, che pur come aveva procrastinato, come aveva previsto magistralmente Umberto Eco, sarebbero diventati, lui l'aveva detto negli anni 60, quando i gialli erano ancora soltanto dei pezzi di carta da consumare tra Milano e Bologna in treno, ma sarebbero diventati i veri capolavori letterari, perché appunto oramai il gusto evolveva verso il pop, il cosiddetto pop, il genere popolare, no? Che non era più quello neanche dei feuilleton ottocenteschi e novecenteschi, ma proprio quello dei gialli, anche con aspetti cruenti, con aspetti orrifici, terrifici, proprio perché questo si ricollega con quel gusto televisivo appunto di vedere l'horror in televisione e godere automaticamente. Pensiamo appunto agli ultimi eventi criminali che vi ho descritto l'altra volta e che fanno effettivamente salire l'adrenalina a moltissimi spettatori, nella misura in cui appunto si cerca di capire chi è, se è esattamente l'assassino, lui, non è lui, potrebbe essere un altro, ma perché così, perché cos'ha. Quindi è tutto un circo Barnum da questo punto di vista, che riesce ad attrarre un mondo disattento ai valori, ma non lo dico in senso moralista, disattento a quelli che sono le specificità letterarie. E qui Pietro Citati appunto aveva detto: io non mi abbasso a leggere Faletti o Dan Brown perché farei vergogna a me stesso. Forse Citati esagera, Citati è rimasto un po' indietro nel tempo, è piuttosto âgé, è stato un grandissimo sicuramente della critica letteraria pagana italiana, però sicuramente non ha più niente da dire di nuovo. Bisogna accettare il fatto che libri come quelli di Faletti hanno venduto tanto, bisogna accettare che il gusto della gente è cambiato, che pochissimi sanno oramai chi era Francesco Petrarca, se non i ragazzini durante lo stretto periodo in cui sono costretti a leggerlo e ad amarlo, far finta di amarlo a scuola, ma poi se ne dimenticano, mentre tutti sanno chi sono i vari VIP del mondo dello spettacolo, dell'industria, del cinema o della canzone. E allora in questo mondo qua chiaramente bisogna adeguarsi anche appunto proponendo scene orrifiche, macabre, dove appunto evidentemente gli istinti bassi dell'umanità riescono a trovare una loro soddisfazione, una forma di soddisfazione, no? E via dicendo appunto. Sicuramente adesso lo spettacolo va avanti con qualchedun altro, perché è così il mondo editoriale si deve inventare un nuovo guru. Certo, lui era diventato un guru anche per il modo con cui teneva quel pizzetto, per il modo con cui parlava. Non aveva un linguaggio particolarmente forbito, o non mi piaceva perfettamente il suo italiano, ma nella misura in cui appunto lui era invece amato da quelli che magari non erano dei prof o delle persone particolarmente colte, ma sentivano in Faletti quel gusto pop farsi finalmente padrone della situazione. Amava molto l'Isola d'Elba, non a caso, perché l'Isola d'Elba è un'isola che anch'io ho frequentato per un certo periodo, dove gli orizzonti appaiono personalmente più sconfinati di quelli normali. Una tensione verso l'assoluto si sentiva appunto in questo eclettismo tipicamente padano, astigiano del Faletti, nella ricerca
appunto di qualcosa che andasse sempre oltre. Probabilmente era già stanco della sua carriera di scrittore, non solo perché non era stato capito da tutti, qualcuno lo prendeva anche in giro, ma perché aveva bisogno già di mettersi all'opera in qualcosa d'altro. Ecco, gli eclettici padani sono così, nel mio piccolo anche il sottoscritto, nel senso che sicuramente non ci accontentiamo mai, abbiamo bisogno di cambiare pagina, di voltare pagina, non siamo monomaniacali come quelli che fanno la stessa cosa da quando hanno 3 anni fino a 90 anni. E allora, se è così, naturalmente, e se nella schiera del Senat, sottolineo se, avesse potuto godere di qualche anno di più da parte del Padre Eterno, Faletti sarebbe diventato probabilmente anche qualcosa d'altro. Già negli ultimi tempi gli era stata affidata la biblioteca Astense, addirittura la direzione, una specie appunto di direzione onorifica, ma comunque sicuramente di forte responsabilità, della biblioteca più importante della città di Asti. Stiamo parlando di una città bellissima, secondo me, Asti, che io considero, ma non si offendano Novara, Vercelli, naturalmente Cuneo o Alessandria, considero la più bella città piemontese, ma lui attenzione, aveva forse probabilmente anche quella voglia di avere un successo partendo da zero, che hanno diversi personaggi che nascono dalla polvere e arrivano alle stelle. Aveva anche quello, ma aveva anche proprio di straordinario e fulgido questo gusto di andare oltre e di misurarsi come una specie di Don Chisciotte. Ecco, per certi aspetti lo ricorda questo personaggio che oggi onoriamo, che è appena passato a miglior vita, per riuscire appunto a trovare altre soluzioni di altri modi. L'eclettico non vede le cose a 360, non pensa che qualcosa esista di veramente più importante di qualcosa d'altro. Tutto è importante al mondo, questo, e certamente l'eclettico si presta poi a delle critiche, a delle incomprensioni, ma quello lì si mette a parlare perché rischia di fare il tuttologo, di diventare il tuttologo di turno, anche se ci sono tantissime persone che eclettiche non sono, ma che poi alla fine sono costrette a farlo per riuscire a vendersi in televisione. Questo è il punto, naturalmente, e Faletti ci ha dimostrato che la capacità di riuscire ad adeguarsi a 1000 situazioni era ancora possibile nel mondo d'oggi, nonostante tutto, nonostante tutti questi elementi che vi ho portato, nonostante il centralismo sia europeo che italiano, ovvero romano, strasburghese, che opprimono questa possibilità per tantissimi motivi, che ci vogliono ridurre dei robot, che ci vogliono ridurre dei numeri. Ecco, nonostante tutto, ecco, è possibile ancora, e io mi sento su questa linea, anche se ho pagato tanto nella mia vita per queste mie scelte, devo dire, ma non voglio fare l'eroe perché non è il caso, ma devo dire, seguire questa linea e avere ancora il coraggio, specialmente se uno è nato e cresciuto in Padania, ma inevitabilmente poi è costretto, come è stato costretto Faletti, a compromettersi anche con altri mondi esterni alla Padania stessa, ecco, allora diventa comunque un motivo di vita, un motivo che manda avanti la vita, paradossalmente, anche quando oramai i capelli sono bianchi e le tempie stempiate. E d'altra parte qualcosa bisogna trovare per dare un senso alle cose. Io penso che siamo giunti al termine della trasmissione. Proprio così, Andrea? È proprio così. Lunedì io vi aspetto una trasmissione speciale di Cultura Padana, perché ci sarà l'intervento di un autorevole psicologo, psicoterapeuta, esperto di psicologia, che ci racconterà delle cose estremamente interessanti. Ovviamente un padanissimo della provincia di Pavia, che sarà in grado di raccontarci cose interessanti anche da quel versante, su quel versante lì. Un grande abbraccio padano a tutti, come sempre. Venezia risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando,